La Grande Guerra in 4 anni sconvolse la vita di milioni di uomini e cambiò in modo definitivo il volto dell'Italia. Invece l'uragano Vaia, in 4 giorni sconvolse il nord-est, con raffiche di vento tra i 100 e i 200 km orari, lasciando dietro di sé 3 vite umane, oltre che un territorio completamente devastato. E ci hanno pensato arte e cultura a creare un percorso di connessione lontano 100 lunghi anni tra la Grande Guerra e la tempesta Vaia, grazie alla collaborazione tra la Regione Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso un progetto di riqualificazione del territorio. Il progetto è stato realizzato intanto con l'emanazione di un bando. Noi avevamo a disposizione un qualche centinaio di migliaia di euro per realizzare questo progetto. Noi abbiamo pensato di fare un bando, questo perché? Perché volevamo avere delle proposte dal territorio, scegliere le migliori. Le realizzazioni sono state diverse, è stata l'occasione per o riattivare o creare degli itinerari sul territorio che portassero cittadini e turisti e visitatori a frequentare i luoghi interessati dalla Grande Guerra e dalla tempesta Vaia. È stata l'occasione per elaborare dei testi teatrali, delle performance teatrali anche molto suggestive. Decine di migliaia di alberi abbattuti, raccolti 3 milioni di metri cubi di legna, un progetto che dona una nuova identità a un territorio dal volto riconoscibile. Gli itinerari sono itinerari sui luoghi interessati che quindi ci portano a vedere le cose più interessanti, sono stati tabellati, quindi sono itinerari che comunicano, a volte c'è la possibilità anche di avere la realtà aumentata,